Siamo tutti su tu stesso cielo, siamo tutti su tu stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Abbiamo sempre la puzza sotto il naso, facciamo a gara chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giusti e presuntuosi. Carissimi amici, buona domenica, straordinaria davvero la domenica di oggi, in modo particolare per chi vi sta salutando e chi cercherà di vivere questo momento nel migliore dei modi insieme a voi, perché oggi è la grande solennità di Cristo Re dell'universo. È una solennità che è importante di per sé perché conclude, è il vertice di tutto l'anno liturgico. Poi domenica prossima entreremo nel nuovo anno, la prima domenica d'Avvento, ma in questa solennità, la bellezza di 27 anni fa, sono stato ordinato sacerdote da Monsignor Mugione, delegato del Vescovo Trabalzini, che all'epoca era ammalato, e fu Monsignor Mugione ad ordinarmi sacerdote il 24 novembre del 1990, quindi sono passati 27 anni e ancora sono stupito per questo dono inaspettato e immeritato del sacerdozio, però sono contento veramente di aver ricevuto questo dono. Allora sono qui a vivere con voi questo momento che vuole essere un aiuto, uno stimolo, specialmente per voi che magari o per condizioni di salute, di età, oppure anche condizioni geografiche, non andate in chiesa la domenica. È un momento per vivere questo giorno particolare. Allora lasciamoci cantare da Gesù, ecco, questa canzone. Ecco. La voce è mia, ma è Lui che la canta a me e a te, ad ogni uomo. Ecco, che ci sentiamo sempre mancanti e pensiamo delle volte ci manca questo, ci manca quello, certe volte ci mancano cose importantissime come la salute, una persona cara che non c'è più, una capacità che abbiamo perso, ecco. Non è facile, ecco. Ma in fondo è la mancanza di Lui, perché siamo ancora pellegrini su questa terra, la nostra patria non è questa, la nostra patria è il cielo, come sentiremo nella liturgia. Allora introduciamoci con questa preghiera che Gesù rivolge a noi, è Lui che prega noi, non siamo noi che preghiamo Lui, ma è Lui che prega noi di lasciarlo entrare dentro di noi. Ascoltiamo. Sono io che ti manco, non è quello che immagini tu che ti fa così stanco, questo vuoto che senti nel cuore, questa strana tristezza, nostalgia e malinconia, segni della tua grandezza. Sono io che ti manco, e anche se non t'accorgi di me, sono sempre al tuo fianco. Sono qui a mendicare di entrare nel tuo cuore impaurito. Solo io posso dirti chi sei, che non finirai mai. Ecco, le immagini, il testo ci aiutano, ecco, a renderci conto che il nostro bisogno è così smisurato, così grande, così senza fondo, che nessuno è in grado di soddisfarlo, se non il Dio, ecco, che si è fatto uomo. Ecco.
mi ritornano sempre in mente le parole di Don Giussani quando dice che non c'è nulla di così commovente come il fatto che Dio si sia fatto uomo per accompagnare il cammino faticoso di ognuno di noi e accompagnarlo con discrezione, con tenerezza, ma anche con potenza, e accompagnare il nostro cammino verso la ricerca della felicità, la ricerca di senso, la ricerca di un bene che nemmeno noi immaginiamo, ciascun confusamente un bene cerca nel quale essere soddisfatto. Ecco, allora entra, irrompe nella vita di noi uomini, ecco, questa presenza, la presenza del Figlio di Dio, Gesù di Nazaret, che noi facciamo fatica a far entrare, a dare spazio, perché ci sembra poco, ecco, come diceva Papa Benedetto, cosa ha portato Gesù nel mondo? La pace, ma non c'è la pace, il benessere per tutti, ma quante persone sono nel benessere? Poche, rispetto a tante che stanno male. Allora, cosa ha portato Gesù nel mondo? Dice Papa Benedetto, ha portato Dio, ma a noi ci sembra poco. Allora, Gesù cosa ci chiede? Ecco, sentiamolo. Lasciami entrare a guarire il tuo cuore ferito. Sono io che l'ho fatto così, è un abisso infinito. Assetato d'amore e bellezza, chiede sempre verità, è un desiderio inesauribile di felicità. Lasciami entrare, ti porto la pace che cerchi. Nessuna meta, potere o piacere potranno mai darti. Le fatiche e i dolori però io non te li risparmio. Il mio amore è più forte del male, il mio amore vince anche la morte. Lai, la, 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 la. Come era ferito il cuore di Marcellino, come è ferito il cuore di ognuno di noi, ma di alcuni nostri fratelli in modo particolare, particolarmente pesante, profondo. Ecco. Allora Gesù ci chiede di entrare nei nostri cuori così come sono, magari anche pieni di risentimenti, non solo nei confronti dei nostri simili, dei nostri fratelli che ci stanno a fianco, ma anche nei confronti di Dio, perché noi siamo tutti figli di Adamo. Ecco, Adamo, quando dopo aver peccato insieme ad Eva, dice a Dio, si giustifica e dice: è stata la donna che tu mi hai messo a fianco, se tu non mi avessi messo a fianco questa donna io non avrei peccato. Ecco, ma Gesù vuole entrare nei nostri cuori feriti. Marcellino non aveva visto mai sua madre, suo papà. Sì, erano bravissimi i monaci che lo hanno allevato, lo hanno educato nel convento, però la mamma, quando incontra Miguel con sua madre, quel bambino con cui gioca, e dice: ma la mia mamma dov'è? Dov'è mio figlio? Dov'è mia mamma? Dov'è mia moglie? Dov'è mio marito? Perché? 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 Ecco, lasciami entrare a guarire il tuo cuore ferito. Ecco, solo se c'è questa ferita aperta noi intuiamo la portata dell'intervento di Dio, ecco, anche attraverso i profeti. Oggi la prima lettura del profeta Ezechiele annuncia che Dio avrebbe risposto a questa sete, a questa fame. Così dice il Signore, il profeta Ezechiele. Il Signore attraverso quest'uomo che si sente ispirato e dice parole che magari lui stesso manco
capiva fino in fondo. Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. Il profeta consente a Dio di parlare agli uomini, alle sue creature, ai suoi figli. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi di caligine. I nostri fratelli ebrei, carissimi fratelli ebrei, fratelli maggiori, perché Gesù è ebreo, la Madonna è ebrea, l'Apostolo su ebrei, ancora aspettano, amici miei, aspettano che Dio mandi questo pastore, mentre io e te, se siamo cristiani, se siamo cattolici, questo pastore lo abbiamo incontrato, sì o no? Il vostro parlare sia sì, sì, no, no. Ecco, abbiamo incontrato il Dio che si è fatto uomo, lo stiamo seguendo, grande punto interrogativo. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare, non fondando un'altra religione con tante funzioni, finzioni, con annesse feste e festicciole, incensi, candele, acqua, tutte queste cose che di per sé no, è un'altra cosa, amici miei. Gli apostoli non hanno incontrato una religione, hanno incontrato un uomo che gli ha detto seguitemi, che diventerete pescatori di uomini, seguitemi. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio, andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita. Io mi domando, ma gli ebrei quando legano le letture dei profeti e non si sono aperte? Per loro Gesù è un profeta, bravo, un uomo che aveva lo spirito di Dio, che ha parlato in nome di Dio, però è un profeta. Noi crediamo nel credo, diciamo, credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per venirci a salvare discese dal cielo, eccetera. Andrò in cerca della pecora perduta. Chissà che fine avrei fatto io se 34 anni fa non mi fosse accaduto quello che mi è accaduto. Ecco, incominciare a sentire la presenza di Dio reale nella mia vita. Ecco. Ero perduto. Che cos'è? Mi domandavo, questa smania di strafare che c'è in me, questa voglia di arrivare a non so che, questa voglia di volare, questa voglia di arrivare, che cos'è? Ero perduto, mi ero perduto, come tanti sono perduti. Pensate stanotte, come ogni sabato notte, quanti giovani, quanti adulti anche, quanti cinquantenni, sessantenni che vogliono rivivere la gioventù, vanno in giro, perduti, alla ricerca di divertimenti, di ebbrezze, di gusti, e si fanno male, ci si fa male, amici miei. Io andrò in cerca della pecora perduta e la ricondurrò all'ovile, quella smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura della grassa e della forte, le pascerò con giustizia. Ecco, questo è leggere l'Antico Testamento senza Gesù Cristo, io non lo capisco. In Cristo allora tutto diventa chiaro. Il Salmo di oggi, bellissimo. Il Signore, ma il Signore è Gesù Cristo, è il mio pastore, non manco di nulla, se no senza Gesù e Gesù Cristo crocifisso e risorto, come diceva Giovanni Paolo II, presente qui ed ora, che cambia? Non cambia nulla.
una funzione religiosa non cambia nulla, se quella funzione religiosa non veicola, non porta la presenza di Dio reale ora, qui ed ora, che cambia? Non cambia nulla. Quello che cambia è quando è presente Dio. Il modo di rapportarsi tra Giuseppe e Maria, che erano bravi, cioè erano delle brave persone, San Giuseppe e la Madonna, prima dell'annuncio dell'angelo, prima che Maria concepisse suo figlio, sì, è un rapporto, ma destinato pure quel rapporto a corrompersi, come sono corrotti tanti rapporti di nostri fratelli che hanno fatto dei fidanzamenti fantasmagorici, dei primi anni di matrimonio stupendi, ma poi, e mo, dove è andato a finire? Perché senza la presenza di Dio che viene a curare le nostre ferite, a fasciare le nostre ferite, noi sanguiniamo e moriamo. Quante amicizie che muoiono, quanti matrimoni, quante cose vanno in decomposizione, si decompongono anche se non interviene Dio. Allora, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, ma Cristo è Cristo crocifisso, non conosco altro che Cristo e Cristo crocifisso, diceva San Paolo. Scandalo per gli uomini religiosi, quelli della forma, follia per gli uomini sapienti, quelli che credono di essere sapienti ma usano la ragione in modo ridotto, perché esiste quello che capiscono, esiste molto di più di quello che puoi capire tu e posso capire io, carissimo amico, carissima amica. Allora, fratelli, Cristo, dice San Paolo alla prima comunità dei Corinzi, è risorto dai morti, è in morte, ma ha fatto una morte brutta. Il Cristo, il Figlio eterno di Dio, assumendo la condizione umana di Gesù di Nazaret, il Figlio di Maria, con una faccia, due occhi, un naso, una bocca, tutto quello che abbiamo noi, capite? È morto, ha fatto una morte brutta, una morte schifosa, ma è risorto. San Paolo prima non ci credeva quando si chiamava Saulo, non ci credeva, era chiuso, poi miracolosamente si è aperto. Gli si sono aperti gli occhi e ha visto che Gesù è vivo, ma bisogna vedere qualche testimone, non qualcuno che ci dà istruzione per l'uso, che ci fa il catechismo viene dopo, prima viene l'annuncio, viene la testimonianza, il dire vieni, se sei incuriosito di quello che sono io, seguimi. Questo dice Gesù, se Gesù è vivo in una comunità cristiana, uno dice, ma mi ci miscate pure a me in questa comunità, perché mi piace, non è una cosa un dovere, oppure una tassa da pagare per fare la festicella, portafortuna di battesimo, comunione, cresima e matrimoni, e poi c'è l'altra festa, i funerali, esequi, e 30° anniversari, dopo 2 o 3 anni, grazie a Dio che sono cose belle, ma non è questo il cristianesimo, incontrare persone che possono dire Gesù Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti, perché se per mezzo di un uomo venne la morte, Adamo ed Eva ce l'hanno trasmessa ai loro figli, difatti Caino ha ammazzato Abele, Eufrate, perché un peccato si trasmette. Per mezzo di un uomo verrà la risurrezione dei morti, per mezzo di Cristo Gesù. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti, pure quelli che non hanno mai detto una preghiera, tutti riceveranno la vita, tutti, no alcuni, ognuno però al suo posto. Prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo, poi sarà la fine, quando Cristo consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. Ecco, che cosa sono questi principati, questa potenza e forza? I piaceri, che sono una cosa bella di per sé, però se tu ti attacchi troppo ai piaceri della vita, rimani fregato, amico mio, amica mia, perché i piaceri sono un dono di Dio che bisogna imparare piano piano, sbagliando, a sapere amministrare.
i soldi, il potere, la proprietà privata, non tiene niente, la sa tutto. Può darsi che oggi muoio e lascio tutto, meno ho e meno mi dispiace, più ho cose e più mi dispiace lasciarle, amici miei. Perciò l'intelligenza è quella di staccarsi dalle cose, farne uso, perché passa la scena di questo mondo, ma bisogna incontrare Cristo per diventare capaci di questo. È necessario che Cristo regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. Allora, i nemici miei, i nemici tuoi, non sono esterni a noi, i nemici li abbiamo dentro. L'orgoglio, la presunzione, l'egoismo, l'invidia, la gelosia, la cattiveria, sono tutti dentro di noi, nemici che io ho dentro di me. E Cristo vuole entrare dentro di me per vincere questi nemici. Ecco, se io mi lascio amare, mi lascio perdonare, c'erano nel cuore di San Pietro, quando era Simone che seguiva Gesù, ci pigliava pure gusto perché era la guardia del corpo di Gesù, il capo degli apostoli di Gesù, si vantava. E poi diceva a Gesù, Gesù, ma quante volte devo perdonare? 7 volte basta. E Gesù gli diceva, Pietro, 70 volte 7, ma tu diventerai capace dopo di questo, dopo che io vinco la morte, il peccato e la morte, tu mi incontrerai risorto. Se non incontriamo Cristo risorto, amici miei, è molto, non difficile, è impossibile che noi possiamo fare una bella fine, possiamo camminare nel tempo e nello spazio, quindi a fare una bella vecchiaia, una buona morte, perché avremo sicuramente paura. Ecco. Allora il Vangelo di oggi, Gesù, è chiaro, quando ci presenteremo davanti a Lui non saremo interrogati, esaminati, non dovremo fare i conti a partire da quello che abbiamo imparato, ma da quello che abbiamo fatto, dal modo autentico come abbiamo vissuto, ecco, dalla sincerità con cui abbiamo vissuto. Perciò stiamoci attenti, amici miei, questo è un Vangelo della mia ordinazione sacerdotale. Ecco, Gesù racconta questa storia che si inventa lui e la dice ai suoi discepoli, dice state attenti perché quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, c'erano alcune, pure le mamme volevano i migliori posti per i figli, le mamme degli apostoli e raccomandazioni. E Gesù dice, quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria a giudicare i vivi e i morti, il suo regno non avrà fine, ecco, il Re dirà a quelli che saranno alla sua destra, venite benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi. E la stessa cosa poi dice a quelli di sinistra. Via, lontani da me, maledetti nel fuoco eterno, perché? Ecco, le due categorie. Perché? Perché ho avuto fame, ho avuto sete, ero nudo, queste sono le opere di misericordia, forestiero, malato, carcerato, e avete fatto qualcosa per me. Venite benedetti dal Padre mio. Ricevete in eredità il regno preparato per voi, perché noi dobbiamo andare proprio contro natura per non fare il bene e purtroppo ci possiamo andare. Ecco, il diavolo, il demonio ha tradito la sua natura di figlio ed è diventato mostruoso. Il demonio è brutto, il diavolo è brutto, ma prima era bello, era un angelo bello, intelligente e potente. È diventato brutto e deficiente, amici miei. Perché? Questo è il mistero. Perché noi possiamo scegliere il male, perché la libertà ce la dobbiamo giocare e siamo tutti deboli perché la paura, l'ignoranza, la vigliaccheria che abbiamo ci possono fregare, amici miei. Il giovane ricco, io lo immagino sempre, dopo che ha incontrato Gesù, e ha detto cosa devo fare per avere la vita eterna, e osservi i comandamenti, ma i comandamenti che osservo però non sono contento. Allora vai, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. Quello lì attaccato alle sue cose non andò e quindi ha fatto una brutta vecchiaia. Infatti gli ultimi giorni
della sua vita, dice, ah mannaggia la miseria, avessi potuto seguire anche lui Gesù. Ecco, moglie mi hanno deluso, i figli mi hanno deluso, gli operai, mi hanno fricato tu, è bello mio. Allora, capite, amici miei, qual è il punto? Perché ognuno di noi si gioca la sua libertà, pure i giudei si giocano la loro libertà, perché a roba buona la capisciamo tutti quanti e sappiamo. Ecco, allora io chiedo alla Madonna che ci prepariamo, mercoledì inizieremo la novena all'Immacolata, ecco, festeggiando questo mistero grande. Noi possiamo diventare immacolati, lei fin dal suo concepimento, noi possiamo diventare immacolati se permettiamo all'acqua e al sangue di Cristo che sgorgano dal suo cuore di purificarci, di rinnovarci. La domenica è il giorno propizio, è quella Pasqua della settimana per poter fare esperienza della potenza della resurrezione di Gesù. Lo auguro a me, che oggi festeggio i miei 27 anni di sacerdozio, e lo auguro ad ognuno di voi. Ciao, buona domenica, arrivederci alla prossima. Sapessi di mangiare, mangassi per me. Ciao ciao. Siamo tutti su tuo stesso cielo, siamo tutti su tuo stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Abbiamo sempre la puzza sotto il naso, facciamo a gara chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giusti e presuntuosi.